Amici di Effetto Serra e Orizzonte Rosso Blu, ben trovati a questo nuovo appuntamento della rubrica 45 minuto. Siamo nell'intervallo della gara tra Cagliari e Torino. Risultato 1-1, gol di Viola al 37esimo, calcio di punizione e di Sanabria su colpo di testa, conseguente calcio d'angolo di Sanabria. Buonasera, buon pomeriggio e buona domenica Fabrizio Serra. Ben Ciao trovato. a tutti, buonasera. Ciao Fabri, allora andiamo, tanto siamo da soli oggi, salutiamo anche Bruno e Federico che purtroppo non ci sono, andremo a leggere poi i commenti. A te la disamina di questa prima disamina che è abbastanza facile fare, fondamentalmente 1-1 al termine di 45 minuti, direi che come pareggio ci sta. Quello che emerge però sono innanzitutto i dati dal punto di vista del possesso palla, arrivati a un punto dove il Torino ha tenuto il possesso per più del 60%, ciò vuol dire che il modo in cui sta giocando il Cagliari è soprattutto di rimessa, che da un certo punto di vista ci può stare, laddove c'è comunque la qualità di una squadra che è quella Granata che conosciamo, dall'altra però è anche vero che giochi in casa, quindi non puoi fare tutta la partita, o mi auguro che non faremo tutta la partita di rimessa. Primo tempo molto equilibrato, ma con degli errori evidenti, errori da entrambe le parti. Dal punto di vista del Cagliari, credo dal punto di vista della posizione, il Cagliari che ha giocato per la prima mezz'oretta come di fatto ha giocato a Parma e a Torino con la Juve, ovvero per gli amanti dei dati, dei numeri, con un 4-2-3-1, laddove però Adopò e Makumbu fanno una grande fatica nello schermare e nel ripartire più di una volta lanciato il pallone verso gli attaccanti, a rimorchio i centrocampisti non seguivano. Questo ha creato un vuoto in mezzo al campo. Poi Nicola è intervenuto, ha cambiato il modulo tattico giocando con un 5-3-2, mettendo Luvumbo di fatto come seconda punta, spostando Zortea sulla riga, sulla linea dei difensori e accentrando Zappa come terzo centrale. Da un punto di vista dell'equilibrio forse un pochettino meglio, ma torniamo punto a capo come sul discorso delle partite prima di Parma e Torino, ovvero mancanza di rifornimento in attacco. Quindi la coperta è molto corta, non è escluso, e quindi ci può anche un po' la tua domanda, che magari Nicola farà un po', diciamo così, pescherà un po' dalla panchina, perché due giocatori come Makumbu e Adopò vanno bene, si tratta di coprire, un po' meno per costruire. Viola che comunque continua, ovviamente anche per motivi di età, non ha i 90 minuti, però faccio mio anche una riflessione che leggo adesso sui commenti sul discorso delle palle native. Il Cagliari, lo dico sempre per gli amanti delle statistiche, scusate, ha preso subito questa stagione l'85% dei gol su palla inattiva. Questo è un problema non di adesso, lo sappiamo anche l'anno scorso, anche 2 anni fa, anche in Serie B, però è inconcepibile che avendo giocatori strutturalmente, fisicamente pronti come Mina, come Luperto, che in avanti si fanno sentire, il Cagliari dietro debba beccare gol su palla nativa, su colpo di testa, sulla mischiena. Ecco, credo che ci voglia molta attenzione. Credo che questo, secondo me, sia il leitmotiv del secondo tempo. Tra l'altro, Fabio, il quarto gol su calcio d'angolo quest'anno abbiamo preso. Il problema è proprio quello, cioè noi stiamo prendendo la maggior parte dei gol su palla inattiva, ciò vuol dire a difesa schierata,
quindi dove i giocatori hanno una precisa posizione che il mister gli dà dall'allenamento. Quindi io posso capire l'imprevedibilità, il gesto da campione, però ragazzi il gol di Sanabria lì va marcato. Non è pensabile che Sanabria prenda il tempo a un difensore esperto, bravo, astuto come Mina. L'avrei in qualche modo scusato se fosse stato un giocatore alle prime armi, ecco perché dico, qui ci vuole molta più cattiveria dentro l'area di rigore, nel marcare l'uomo. Ti do già una notizia, mi comunica Titi Martis, che saluto, che è allo stadio, che si sta riscaldando intensamente Razvan Marin, quindi potrebbe già essere, Fabrizio sorride, quindi già una... È quello che eh, dicevo prima, fondamentalmente. Se tu mantieni lo stesso assetto tattico, quindi con un 5-3-2, tu hai bisogno di un giocatore di qualità che inneschi le punte. E obiettivamente io credo che o Adopo o Makumbu dovrebbero uscire, uno dei due. Certo è, ripeto, che ci sono giocatori che stanno dando molto, penso a Viola su tutti, e giocatori parecchio in ombra, e penso a Luvumbo. Luvumbo è un giocatore che perlomeno in questo primo tempo si è visto molto poco, posso dire anche piccoli fondamentalmente, perché Valiukevic lo sta marcando molto bene, sì, fa sportellate ma è poco utile nella economia della squadra. Vedo che Augello, forse per motivi tattici, non spinge tanto, non arriva a fondo campo al cross, cosa che invece sta facendo Zortea dall'altra parte. Ecco, manchiamo infatti sto leggendo adesso le percentuali di possesso palla: 57 Torino, 43 il Cagliari. Noi appena 2 tiri in porta, di cui uno su una punizione, diciamo inventata, l'abbiamo vista, però questo Cagliari, se vuole vincere questa partita, deve dare qualcosa in più. Io la prima mezz'ora mi è sembrato di vedere il Cagliari di Ranieri, che è detto col massimo rispetto, ma è una squadra che lanciava a lungo per cercare di innescare gli attaccanti, e questo Cagliari invece ha bisogno di giocare un po' di più palla a terra. Mi pare che i centrocampisti, o perlomeno Adopo e Makumbu fino adesso, non abbiano avuto la possibilità o la voglia o il coraggio, forse è meglio dire, di portare palla, di arrivare dalle parti di piccoli, ma preferiscono il lancio lungo. Ecco, alla lunga questo poi è sfiancante per i nostri giocatori che devono massacrarsi in un lavoro duro di accorciare e ripartire, ma dall'altra ovviamente rischi comunque che ti vengano a prendere il pallone sulla tua tre quarti, perché ovviamente non hai, gli spazi sono quelli poi alla fine. Fabri, a proposito del citato Ranieri, auguri a mister Ranieri che oggi fa gli anni, sono 73 se non ricordo male, Tanti auguri quindi a auguri a mister Ranieri, mister ovviamente. Ranieri, a mister Ranieri. Tornando invece al discorso Luvumbo, a me sinceramente non mi è piaciuto per nulla, come non è piaciuto anche al nostro amico Luca Secchi da Torino, che saluto, ciao Luca, Luvumbo inesistente. Massimo Pitti dice inutile, manca un centravanti degno della Serie A. Luca continua, bisogna fare molto di più. Sinceramente io Luvumbo ultimamente, non so se siete d'accordo, io lo vedo più uomo da secondo tempo a questo punto, visto anche il cambio di modulo utilizzato da mister Nicola. Ma io sto vedendo la partita con un amico e lui stesso diceva è un giocatore che deve subentrare, però partiamo dal presupposto che il Cagliari poteva giocare come ha giocato a Torino con la Juve, ovvero con Luvumbo in panchina, con Augello di fatto finto trequartista, e c'era Obert che faceva il terzino puro, però non abbiamo Obert, quindi da qualcuno dovevamo anche Esatto. ripartire. Però il problema nasce a monte, ovvero dal calciomercato. Questa squadra ad oggi ha pochissimi, per non dire uno, è proprio l'Uvumbo, giocatori capaci di saltare l'uomo. Non abbiamo il giocatore rapido, quello che fa lo strappo, e in una squadra hai bisogno di quello che ti inventa la giocata. Noi abbiamo un giocatore bravo, ottimo, dei piedi buoni, che è Viola, che però difetta in atletismo per ovvi motivi di età, mentre invece abbiamo l'Uvumbo che è fortissimo nel lungo, nello scatto, ma se hai un giocatore come Lazaro che ti rimane attaccato e non ti fa voltare, è chiaro che è un uomo in meno per noi, giochiamo in 10, è ovvio. E così come non servirà neanche fare i lanci lunghi, perché nel momento in cui fai il lancio lungo hai piccoli contro 3 uomini o Luvumbo contro 3 uomini. Magari riesci a saltarne uno, ma gli altri 2 vanno a coprire. Ecco perché dico che questa è una squadra che deve
imparare ad avere il coraggio, soprattutto nel dialogare, nel giocare palla a terra, perché è una squadra che deve accompagnare, non puoi lasciare il singolo giocatore a sfidare nell'uno contro uno, perché da qualche parte poi alla fine la difesa interviene e non si può sempre sperare nella spizzata, nel contrasto favorevole o nella palla diciamo così a metà strada che ti può dare la possibilità di fare gol. Il gol va costruito ovviamente con tutta la squadra. No, pensavo ci fosse qualche altra novità dall'Unipol Domus, oltre a quella di Razvan Marin, assolutamente no, quindi continuiamo a leggere i commenti da parte dei nostri web ascoltatori, ricordiamo che siamo anche su YouTube, mancava il tre quarto dietro le punte, in caso Marin o Gaetano, vedi, anche Gaetano potrebbe essere assolutamente Sono della d'accordo, partita, perdonami non Luca puoi se ti tenere gli interrompo, ambedue in panchina, vai vai. perdonami se ti interrompo Luca, perché anche sono d'accordo con quello che dice Alessandro, perché fondamentalmente torniamo al discorso dei piedi buoni. In mezzo al campo Viola ha fatto un gran gol, qualche tocco l'ha fatto, però abbiamo bisogno di dinamicità e nel momento in cui tu giochi con una difesa, con un centrocampo a 3, quindi non con 2 mediani e un trequartista, ma con un centrocampo a 3 in linea, hai bisogno di qualità. Ecco, allora uno come Marin, che appunto dicevamo prima, si sta scaldando intensamente, e o uno come Gaetano, l'esempio il Cagliari l'ha dimostrato ampiamente anche sia al Tardini che alla Juventus Stadium 2 settimane fa, quando sono entrati Marin e Gaetano, hanno cambiato letteralmente il volto a questa squadra. Sono due giocatori di qualità. Abbiamo il lusso, tra virgolette, di pescare in questo momento la panchina. Ci siamo sempre lamentati che il tecnico che guidava il Cagliari non aveva possibilità di ricambi di qualità. Ecco, ce li abbiamo, io credo che sia il caso di rischiare o quantomeno di farli giocare, perché ripeto, sono due giocatori che comunque hanno qualità e hanno dinamismo, che corrono, cosa che invece in alcuni giocatori oggi, perlomeno oggi, non vedo. Fabri, allora, ricordiamo la formazione iniziale scesa in campo con Scuffetta, Augello, Luperto, a dopo Viola, Zortea, Mina, Zappa, Macombu, Luvumbo e Piccoli. Ricordiamo anche che a disposizione ci sono Ciocci, Scerri, Lappadula, Deiola, Prati, Marin, Vitesca, Palomino, Azzi, Gaetano, Kingston e Felici. Facciamo il giochino dei 5 cambi, Fabri, di questi che ho nominato a disposizione. Il giochino dei 5 cambi è ben presto fatto. Io metterei Gaetano, Marin, io userei anche la Padula, non rischierei Prati perché di fatto è per entrato, forse Azzi per dare fiato un po' o a sinistra Augello o a destra Zortea, e forse basta. Cioè, Deiola. non lo so, forse un quinto per perdere tempo, ecco, non è male che vada, ma questa squadra ha qualche cambio importante. Va capito il momento in cui tu abbiamo avuto la fortuna di passare in vantaggio, tu dovevi tenere botta, te lo potevi immaginare che il Toro si sarebbe gettato in avanti, mancavano 2 minuti alla fine, bastava fare anche qualche fallo tattico piuttosto che addormentarsi col pallone in un angolo morto del campo. Purtroppo queste sono le situazioni in cui il Cagliari deve maturare e anche da queste cose poi alla fine si matura. Certo è che ad oggi, rispetto a inizio stagione, posso dire che il Cagliari ha comunque una linea tattica, ha un suo senso di esistere, mettiamola così, perché fino ad oggi, almeno prima di Parma, questa squadra sembrava davvero lontano da essere una squadra. Oggi ha un suo senso logico. Mi auguro che, ripeto, Nicola sappia leggere bene la partita e quindi anche le mosse avversarie, perché ricordiamoci comunque il Toro è una delle rivelazioni di questa stagione, almeno fino a qualche settimana fa addirittura era in zona Champions, quindi comunque è una squadra di qualità. Alex Vuoi parla di dare rispondere? una chance a Felici. Felici arriva da una squadra come il Feral Pizzalò, è esordiente in Serie A, credo che ci voglia il tempo per tutto, ecco, il rischio di bruciare è molto molto facile. Fabri, confermo Marin Ripeto, nel frattempo, chiedo scusa, Marin è confermata sì, l'entrata nel ho visto frattempo. anche io, aspettiamo di capire chi uscirà tra i giocatori, però da quello che vedo Viola rientra, Piccoli, rientra Zappa, Mina, li sto vedendo C'è quasi Zorte, tutti, adesso così sì, a occhio Piccoli, vi do in diretta
dovrebbe essere Macumbu in panchina, che ritorna in panchina, perché ho visto dopo sì. 70.000 tanto dovrebbe essere il franco-congolese a abbandonare il terreno di gioco. Che vuol dire un po' quello che dicevamo all'inizio, c'è una squadra con atletismo ma anche con più qualità. Vediamo i commenti. Ora entra Marin tranquilli, l'abbiamo già detto anche grazie all'aiuto di Titti Martis, che ringraziamo, che è in diretta dalla tribuna della Unipol Domus. A dopo ci sorprenderà tutti, altro commento di Alex, speriamo a questo punto. No, Marin, sì, chiedo scusa, il cambio vede fuori Luvumbo out, attenzione, sì, Luvumbo per Marin. Luvumbo fuori, ciò vuol dire che adesso giocherà con una punta e un trequartista e quindi cambia l'assetto un'altra volta. Bisognerà capire se poi questo sarà propedeutico, cioè arriverà a far scendere in campo una seconda punta, che potrebbe essere tipo la Padula o Felici, perché no? E poi un trequartista laddove potrebbe essere Gaetano al posto di Viola. Comunque dalla formazione adesso, come stanno prima di iniziare, sempre schieramento a 4, sembrerebbe. 4-4-2, quindi Viola è il giovane attaccante in questo punto. No, io sto vedendo una difesa a 3 con Zortea e Augello esterni, quindi in questo momento, poi magari durante la partita vedremo. Stiamo giocando con un 5-3-1-1, questo è quello che potrei dirti a livello visivo, poi magari la televisione non sono allo stadio ovviamente, però quello che sto vedendo è la difesa a 5 con Zappa centrale, con Mina al centro e Luperto al centro-sinistra, Augello e Zortea esterni pieni. Vediamo un attimo anche se la grafica della Lega conferma la tua, visto che è appena passata quella del Torino. Poi andiamo in chiusura. Non so se vuoi raccontare quello che sta succedendo, Fabri, nel frattempo. C'è una palla in mezzo al campo, adesso sta ripartendo il Torino con Vlagi che passa largo sulla destra a Valiukiewicz, allarga sulla destra per Lazzaro, ancora siamo dal limite dell'area con Vlagic che allarga per Valiukiewicz, siamo sull'out di destra del Torino, recupera la palla Augello e spara anche in fallo laterale, conquista un fallo laterale per la direzione di Valiukiewicz. Siamo praticamente appena al 46esimo e 30 secondi. Un centrocampo che in questo momento sembrerebbe diverso per caratteristiche, ma vedremo ovviamente poi durante questo prosieguo, questo secondo tempo. Luca, direi di chiudere a questo punto. Chiudiamo qui. Io ti ringrazio per essere stato alla mia spalla in questa puntata del 45esimo. L'appuntamento con te è per domani con Effetto Ci vediamo Serra domani per commentare esattamente il post Cagliari-Torino. 19:30 l'appuntamento con te domani, invece l'appuntamento per il 45esimo, un cross di Zappa da destra e un colpo di testa di Piccoli di poco alto, ma anche qui davvero poteva fare molto di più l'attaccante con la maglia numero 91. Vabbè. Dicevo, appuntamento con Fabrizio domani alle 19:30, invece il 45esimo minuto torna venerdì prossimo alle ore 19:15, in quanto il Cagliari gioca alle 18:30 a Udine, quindi Udinese e Cagliari, quindi speriamo che ci sia anche Federico e anche il buon Bruno. Ciao a tutti, grazie per averci seguito anche dai canali YouTube tutti quanti. Saluto a Fabri, buona serata a tutti quanti. Ciao a tutti, Fabri, buona serata. avevi ragione tu, 3-5-2, avevi ragione, sta passando la grafica adesso. Ciao a tutti, grazie, buona serata. Ciao, grazie, ciao.